Allora, avevo tirato fuori io ho compiuto gli anni il 2 marzo e il 2 marzo mi è arrivato dall'Islanda un messaggio da parte di Andrea, 33 anni, che è là da 2 anni e si è fatto fotografare accanto a un vulcano, l'avevo qua, dopo casomai glielo leggo, e che mi faceva gli auguri dicendomi che non avrebbe fatto quell'esperienza assolutamente, non sarebbe andato in Islanda se non avesse fatto scuola con me a Visnavello. Quindi era bello perché ho collegato la storia di Giorgia con quello di Andrea, che appunto mi aveva mandato. Devo ancora rispondergli perché era così commovente che insomma c'era un bel po' ci sono un bel po' di cose da raccontare. Niente, io sono un maestro che ha lavorato sempre all'interno della scuola per quel che riguarda l'aspetto così naturalistico soprattutto, e che però, guardate, le cose che diceva prima Raffaella le condivido tranquillamente, come condivido anche le cose molto belle che ha detto Toio, e sottoscrivo, così facciamo anche più in fretta, le cose che sono state dette sulla sostenibilità da parte del professor Farnè. Sottoscrivo tutto assolutamente, quindi di quello non vi parlerò. A questo punto io ho finito. Allora vediamo un attimo qua. No, vi parlerò. Intanto io ho messo nella relazione che avete in cartellina, ho messo come titolo, uno strano titolo, articolo 9 della Costituzione italiana: la Repubblica Italiana ha come obiettivo la tutela dell'ambiente, del paesaggio, della biodiversità e degli ecosistemi, anche negli interessi delle giovani generazioni. Questo tra l'altro votato quasi all'unanimità, mi pare che sono astenuti da 4 persone, insomma, magari facevano parte di quelli che adesso governano, forse. E all'articolo 41 della nostra Costituzione si afferma perentoriamente che l'iniziativa economica non possa svolgersi in maniera tale da cagionare danno alla salute e o all'ambiente. Per cui nel momento in cui avrete dei problemi mentre fate un percorso di educazione ambientale, casomai mandate a casa i genitori oppure a qualche solone che troviamo sempre in giro per i nostri paesi, queste cose qua, questi 2 articoli qua, che vi giustificano assolutamente nel momento in cui andate ad approfondire le tematiche ambientali. E ultimamente, mi dico così molto in libertà, sto lavorando con i ragazzi per dare speranza, perché non è vero che i bambini non hanno quell'ansia a cui faceva riferimento. Loro captano certe cose, certe notizie, non so, soprattutto fa effetto in loro tutto il discorso dei ghiacciai che si stanno sciogliendo, del polo nord che si spacca, di queste cose qua, insomma, del polo sud pure. E quindi noi dobbiamo fare attività per quel che riguarda proprio il discorso proprio dell'educazione ambientale, per dare speranza a loro. Quindi sì, si vanno ad approfondire determinati studi sugli ecosistemi che hanno attorno a loro, che stanno piano piano scomparendo. Parlo soprattutto dell'acqua. La situazione dell'acqua nella nostra provincia, nel nostro Veneto, è drammatica. Si stanno sparendo le risorgive, ad esempio. Il grande fiume non distribuisce più acqua nella falda freatica e nella falda artesiana. C'è una situazione veramente da brividi, però se uno conosce bene il suo territorio, dopo che ormai passò le slide, sicuramente ha la possibilità di andare a trovare siepi rurali che continuano a resistere, anche se il vigneto imperversa, e risorgive. Abbiamo qua 2 insegnanti di San Fior, almeno 2, probabilmente ce ne sono anche altri in clandestinità, che in pratica possono ricordare che ad esempio davanti alla scuola elementare di San Fior c'è una risorgiva, ma guarda un po', una robettina proprio piccola piccola, un torrentello che si chiama Rio Posolin, di cui non si sapeva il nome. L'abbiamo cercato noi all'interno dell'archivio comunale per sapere che quello si chiama, poi il nome è bellissimo, Rio Posolin, per cui
so se avete presente le pose, erano i posti dove le mucche andavano ad abbeverarsi nelle nostre prealpi. I posolini è una robettina piccolissima, fate conto, una roba così, un torrentello così, però con l'acqua che si muove, e sono 20 anni che insieme a una maestra bravissima che è in quel di San Fior facciamo attività là. Attività che poi ha portato ad esempio a classificare, mi porto il cartaceo, a classificare, vedete che sotto il mio posolino è questo qua piccolo, qua sotto. E vedete che siamo andati a riconoscere il brillante e le abbiamo messe, sono 202 metri di corso d'acqua, partendo dalla risoltiva, eccola qua, questa. Poi vanno a confluire nel Collo, sempre del bacino della Livenza. Ecco, quello da là siamo partiti e stiamo ancora lavorando, perché attualmente, ad esempio, stiamo ricostruendo un piccolo bosco che è diventato di proprietà a disposizione di tutti, un piccolo bosco che fa 12 x 24, per dire, quindi una robettina piccola, dove in pratica noi siamo andati a piantare altre piante tenendo conto di quelle indicazioni, assolutamente. Queste cose qua si possono assolutamente fare. Io ho presente un ambiente che conosco molto bene, che è quello di San Polo di Piave, dove ho lavorato per 20 anni, dove gli alberi, che hanno tra l'altro tagliato in maniera indegna nel cortile della scuola primaria, le potature, maledizione, facciamo dei corsi per questi che lavorano là. Io ho presente che c'è una ditta che si chiama, che il cognome di questa ditta è Tardivo, forse dipende. Allora, che fa delle potature incredibili, e gli alberi là li avevo piantati io tanti anni fa, erano grossi così, e adesso lentamente avranno dei problemi. Ecco, queste cose qua si fanno. Qualcuno mi dice, Fausto dice l'uomo del Piave e l'uomo degli alberi. Ma la cosa mi fa piacere, anche se sia gli alberi che la Piave stanno morendo in realtà. Però guardate, è possibile, ai bambini dobbiamo dire che è possibile intervenire, è possibile fare progetti per rilanciare la questione ambientale, assolutamente. Questo dobbiamo dire, la speranza, assolutamente. Allora io vi mostro alcune cose qua che ho messo in slide. Cercherò di essere anche breve perché mi piace, io so che ci sono molte persone, qualcuno mi ha detto guarda che io a luna devo andare via, però ecco, tenete duro perché secondo me, che ora è? Che cazzo? Allora, prendi il nostro impegno qua, facciamo un'altra cosa di questo tipo. Andiamo da qualche altra parte? Ok, allora, di presentazione, dalla prima. Io ho messo questo come titolo, eppure la Costituzione italiana. Vi ho letto prima i due articoli che sicuramente vanno ricordati a tutti, agli enti locali ad esempio. Abbiamo bisogno del nostro rapporto, troverete nella dispensa, trovate sicuramente dei riferimenti perché riguarda tutto il rapporto con il territorio, quindi non sto qua a dirlo, insomma cerchiamo di fare molto velocemente. Il nostro obiettivo è costruire consapevolezza, educando i ragazzi alla partecipazione e alla cittadinanza attiva, quel discorso che stanno facendo benissimo per i nuovi discorsi, assolutamente. A me piace, ho rivisto Paolo e mi si è stretto il cuore, veramente, perché all'individualismo deve essere assegnata molto spesso indifferenza, soprattutto degli adulti.
Quindi invece bisogna puntare sulla condivisione, il discorso bello che fanno loro, che io qualche volta non riesco a fare. Faccio attività che prevedono non soltanto, di solito mi chiedono la lezione frontale e l'uscita, no, queste robe qua non le facciamo più. Puntiamo a fare un lavoro, un laboratorio che continua, assolutamente. Guardate che bellissime cose che facciamo con la scuola materna, scuola primaria, scuola secondaria. Adesso per fortuna siamo arrivati alle magistrali di Treviso e spero veramente che si apra anche una stagione di attività come il Palladio. Importante questo, perché il Palladio fa geometri che sono attenti al territorio e poi c'è tutto il discorso della grafica. Mia figlia, 14enne, fa la prima superiore e là sarebbe da aprire una cosa, perché non è possibile che in prima superiore ci siano ragazzi che prendono 1 meno, 3, 2,5. Come fa un ragazzo a dire ho preso 2,5, adesso devo prendere almeno 2,7, insomma, per sistemare la cosa? Non è possibile, non sono possibili queste cose qua. La scuola secondaria superiore di secondo grado deve sicuramente rivedere un po' e cercare di parlare all'interno della realtà dei docenti. Non è possibile questa cosa qua. Quindi egoismo basta. Guardate, secondo me sono arrivato proprio giusto subito dopo Raffaella, perché in pratica è con quell'insegnamento là, con il fatto di bigliettini, i valori e i disvalori, ad esempio, da mettere in evidenza con ragazzi della scuola secondaria superiore di secondo grado, assolutamente questo. E cosa che si fa, ad esempio, perché l'educazione ambientale? Perché per arrivare a fare una scelta critica e consapevole, invece che all'omologazione abbiamo usato anche prima, la normalizzazione che avviene a volte, pochissime volte, ma avviene purtroppo anche all'interno della scuola. Percorso di educazione, per porre il problema della difesa della bellezza della biodiversità. La biodiversità si può misurare, non abbiamo il tempo per farlo, però veramente rimandiamo a un altro appuntamento. Attraverso il lavoro sul campo, chiaramente, il rapporto, eccolo qua, essenziale il rapporto scuola-territorio. Pensare globalmente, qualcuno l'ha citato prima, mi ha fatto molto piacere, pensare globalmente e agire localmente. Questo è un vecchio slogan di Lega Ambiente. Io ho molte cose critiche da fare a Lega Ambiente a livello nazionale e anche regionale, però noi che siamo Circolo Lega Ambiente Piavenire e facciamo parte di questa associazione che si chiama Lega Ambiente Scuola e Territorio, scuola e ambiente, e noi puntiamo a farla ancora così, la nostra educazione ambientale, tenendo conto della questione esistenziale, della questione cognitiva, operativa. Deve essere tutto un mosaico che si compone lentamente. Devo finire? E qua un attimo soltanto uno sguardo su un'attività che stiamo facendo proprio adesso con una quarta elementare in un luogo così, magari ho citato anche prima. Eccolo il nostro boschetto. Dentro ci sono già dei salici bianchi, capito? Vedete, ceppaie proprio, che stanno crescendo. E qua, sempre con ragazzi che sono passati ormai, che forse sono alle superiori, abbiamo portato altre piante che stanno crescendo. Ora, per fare le misurazioni si fanno così, si scopre il metro così. Fare il lavoro, ad esempio, di geografia sulla riduzione in scala, si fa qua, dal vero. Dividendo il territorio, in questo caso perché è un piccolo territorio, dividendo i territori inquadrati 2x2. Da altre parti, ad esempio l'anno scorso in quelli di Zenzon di Piave, là abbiamo fatto, il territorio era molto grande, abbiamo fatto vari transetti di questo tipo e l'abbiamo fatto in misura 3x3, dove dentro poi metti l'albero nella giusta posizione e quindi hai la possibilità poi di progettare altri alberi o altri arbusti all'interno di quel territorio là. Ecco qua siamo a Zenzon.
poi facciamo anche cose di quest'altro tipo, anche per gli adulti. Ad esempio qua, grande manifestazione in la casa di Parigi, la casa delle fate, guardate, è un luogo, vi dico sinceramente, noi abbiamo fatto molte cose che assomigliano a quelle che diceva prima Giorgia, addirittura 4 giorni in bicicletta partendo da Fener lungo il fiume per arrivare a Candelù e attraversare addirittura il fiume, c'era poca acqua anche quella volta, insieme con Andrea, quello di cui ho fatto riferimento all'inizio, e quarta e quinta che sono partiti in bicicletta da lassù, ci siamo fermati nei centri sociali, che va bene dormire nei centri sociali, no? Allora, e qua poi facciamo attività addirittura con l'Auser. Io faccio almeno 15-20 lezioni con l'Auser ed è tempo che anche questi Auser, che vuol dire anche sindacato, ragazzi, la smettano di trattare gli anziani come degli utenti. Sono dei protagonisti, gente di 65-70 anni, sono dei protagonisti che possono mandare per aria un'amministrazione comunale tranquillamente, facendo uno studio sulle cose. E qua siamo appunto là, attenzione, qua è l'uscita, vedete, qua siamo proprio nella golena di Sagareda. Qua invece si chiama Girinvarago, un nome anche così, lo rendo un po', ma insomma nel territorio di Macerata, e qua vedete l'affollamento, 5.000 persone sono passate dal nostro banco, e questa è una roba che mi piace, fatta l'anno scorso, guardate, siamo insieme alle mamme che imparano l'italiano, e c'era anche Dianella, guardate che roba, e poi quando sono arrivati al fiume si sono levati le scarpe, bambini e cose e signore, e sono andate io ero felicissimo di questa fotografia dove mi si vede vicino alla ragazza, non sapeva una parola di italiano, la ragazza nera che vedete, assolutamente. Il fiume è un problema, quest'anno abbiamo avuto grossi problemi, bisogna scegliere, non possiamo. Abbiamo sofferto insieme. A me è successo una volta con un ragazzo di quarta elementare di Santa Lucia che a un certo punto ha alzato la mano, non aveva partecipato pochissimo, anzi non aveva mai aperto bocca. A un certo punto ha alzato la mano e mi ha detto: non per colpa tua, maestro Fausto, ma certo che ci lasciate un mondo di quarta elementare. E guardate, ogni volta bisogna assolutamente dare la prospettiva positiva, il futuro, la speranza. Pesci morti in Piave e nei corsi d'acqua di Risorgiva, a 3 chilometri dalla Risorgiva la situazione è così. Però vi lascio, finisco così, date un'occhiata, guardate che foto questa, guardate che roba. Ha preso una cavalletta, questa civetta qua, e vedete che ha addirittura mezza ala che gli va sulla faccia. E poi questo mi piace da morire, è un falco pecchiaiolo. Il falco pecchiaiolo va negli alveari, quelli selvatici, e va a mangiarsi miele e api, e guardate, ne ha una sull'ala, e poi è pieno, ma lui non ha nessun problema da questo punto di vista. Ha nidificato in oasi del Codibugno. Attualmente il corridoio ecologico della Piave funziona benissimo, ad esempio anche per i cervi. E io sono molto preoccupato per il fatto che stanno arrivando cervi dalle prealpi, e arrivano in un angolo. Noi abbiamo una cosa piccola in fondo, 24 ettari di oasi, dove facciamo le uscite, ad esempio con Contarina, parliamo di economia circolare per il territorio appunto gestito da Contarina, e quest'anno abbiamo 57 classi che arrivano là, insomma, e in quel posto là c'è anche posto. Una roba che voglio dirvi: quando andate ad analizzare il vostro cortile, come avete sentito prima, fatto benissimo da Movispool, allora dite anche che c'è un posto per noi, ma ci deve essere anche un posto accogliente per gli abitanti del pianeta che stanno intorno a noi, quindi gli uccelli, quindi anche i mammiferi, il rapace che può venire tranquillamente, soprattutto quello notturno. I civette arrivano magari a mangiarsi i cosi, i lombrichi, mangiano anche i lombrichi. Pensate, quando piove i lombrichi vengono fuori perché sennò affogano, la civetta si mangia queste cose qua. E poi anche questo, molto bello, mi piacerebbe, lo faremo quest'anno,
il censimento delle erbe. In questo caso qua sono erbe, insomma, c'è un'orchidea sulla sinistra e una cosa, e la globulare cordifolia, una roba che viene da 1700 metri, 1800 metri dalle nostre prealpi, e si è trovata benissimo all'interno degli aioni della piana. Mi pare di aver finito.